Milan-Sassuolo a chiudere l'8ª giornata di campionato. Il Milan per tornare a correre dopo lo stop del Tre Fontane, le neroverdi per centrare la prima vittoria in campionato. Pallone in avanti, prova il controllo e poi la verticale subito a cercare proprio Dont. Conclusione subito Sassuolo pericoloso dopo Orsi, pallone che arriva a Playdrup, la pressione di Renzotti, allora Mascarello a far partire la 18 che a campo, pallone al centro per Nadia Nadim, il mancino, super parata di Duran, poi la riconquista adesso del Sassuolo che può guardare Giuliani in faccia, il pallone in mezzo di Prugna, la girata e arriva il gol, ma c'è il fuorigioco fischiato. Il secondo assistente Daniela Sabatino era oltre la linea disegnata dalla difesa rossonera, va a combattere, il pallone è buono per Prugna, si muove Sabatino sulla linea, ancora Prugna, 16 metri, rientra Renzotti, arriva la conclusione improvvisa, mancina di Zmielinski, perché c'è 1 contro 1 di Dont che va alla conclusione. Giuliani compie il suo primo vero intervento del match. Nadim dietro Mascarello, vede Renzotti in linea, Filcens chiude, pallone ancora buono per il 18 rossonero, c'è Rubio di fianco, lo chiama questo pallone, prova l'imbucata per Mascarello, arriva Nadim appena fuori area, si gira il mancino debole, Mascarello, Stokic arma il destro, ancora una volta debole, sembra poter attaccare il primo palo, disegna questa linea al limite dell'area di rigore il Milan, il pallone direttamente in porta, Sofia marca attentamente il Sassuolo, pallone sul primo palo, allontana Prugna, poi Stokic, Zmielinski, il pallone che torna per il traversone di testa più in alto di tutti, Nadia Nadim la schiaccia ancora una volta, però debole e centrale. Questo tipo di gare molto complicate anche contro la Sampdoria, contro il Napoli. Carcesca alla sponda, Ige, la sterzata al mancino, la conclusione, arriva il gol del Milan con Emeline Ige al 4º gol in campionato, è lei la miglior marcatrice rossonera e lo dimostra anche oggi con la sterzata e la conclusione mancina sul primo palo. Milan in vantaggio, Milan 1, Sassuolo 0. Arriva Renzotti, Garman forte alle rossonere, poi Cernoia di prima intenzione, Carcesca, salta Orsi, Carcesca va da sola in campo aperto, si apre Marinelli, Carcesca fa tutto il campo da sola, Carcesca, la parata di Duran che tiene questa volta vivo il Sassuolo, Carcesca che adesso cambia lato da Koivisto che mette nel mirino la porta, apre per Renzotti, traversone interessante, anticipata Carcesca, c'è Marinelli che riceve questa seconda palla, vuole liberare il destro, lo fa, centrale, Duran, para. Cercare Zmielinski che ancora ha forze ed energia, Traoré, arpiona il pallone, è da sola dall'altra parte Prugna, carica il destro, centrale, ma ha costruito una buona azione il Sassuolo. Dopo la sconfitta in casa della Roma, Prugna fermata da Messias e dal suo colpo di tacco. Carcesca. Il pallone al limite, il mancino. L'aggancio di Zmielinski per Prugna, il mancino. È fuori fase e allora arriva il triplice fischio del direttore di gara e vince il Milan la 4ª partita nelle ultime 5.